Mi chiamo João Pedro Massoni, ho quasi 50 anni, sono udaninco di Alta Rocca e sono membro dell'associazione Basta Parlare. La Corsica per me è una strada, un chiasso che mi porta via di avanti. La mia vita è fatta così, come chiasso. C'è un ricordo di due affari. I tornei di ballon in paese, quando ero giovane, tanto c'era sempre un ballon, avevo una squadra in paese e facevo i tornei, il campionato di inverno e tutto. E i serati passati alla piazza del paese, so da lì con Andriaccia, alla piazza di Andriaccia, a ridere, a rifare il mondo, a giocare a carte. Sono questi i miei più bei ricordi. Sempre il paese. A piazza di Andriaccia, il fiume, il campanario che sorprende il paese, sempre il paese, sono di meloga, perché dico là, certe volte il campo qui in Aiaccio e mi pare di essere sempre in paese. Quando volto là, sono in me, sono in meloga. Una volta ho scritto il mio corpo campo qui in Aiaccio, ma la mia anima è fermata in su. E così. Sono in me, quando vengo a placca del paese, cambio, sono bello, sono felice. I miei luoghi sono là, le mie montagne, il mio fiume, il mio paese. La personalità che dia una reverenza per me è difficile da rispondere, ma come siamo in Aiaccio, voglio dire Daniele Casanova. Vicentina Perini, perché questa donna qui ha una vita speciale, era una donna intelligente, ma data sua vita per avere la possibilità, quando è venuta in Auschwitz nel 1943, di essere protetta, perché quando è venuta in Auschwitz, io sapevo che un dentista veniva di morire di tifo, ha preso la sua piazza, è andato a curare la gente, soprattutto le gente che erano venuti in treno con l'Ida, e ha dato la sua vita, un pensare mica alla sua persona, pensare all'altro, e per me è un eroe. Penso che è una di persone che mi tocca più. Sta qui, ben inteso, sono prigioniero di Corsica. Non posso mica andare, ho già provato qualche mese in continente, ma sono voltato, ma sono un prigioniero felice. Sono bene, sono qui, sono in meloga, sono qui, sta qui, campa qui e muore qui. Allora, la Corsica ideale per me più tardi sarebbe una Corsica in cui si parla corso, si campa corso, con i nostri valori, con la conoscenza della nostra storia, ma allo stesso tempo una Corsica aperta, una Corsica che è un tema mica differente tra la gente e tutto, ma senza smentirsi di ciò che noi siamo. La Corsica è una parola, nazione.